funzionario dell'Agenzia delle Entrate e Domiciliari è stato incastrato dal suo stesso corruttore. Avrebbe percepito soldi da un commercialista per ridurre sanzioni a un'azienda e avvertire sull'imminenza dei controlli. Manovra del Comune in accordo con la Regione per frenare nuove aperture di takeaway a Venezia. Tutte le attività dovranno disporre di servizi igienici adeguati e dotarsi di cestini all'esterno. La piazzetta della Vergogna tornerà nuova e così altre zone di quartiere Pertini, ma c'è uno spazio in cui si fatica a camminare, tanto alta è l'erba e il comitato dei residenti chiede di intervenire. Protocollo d'intesa per dare vita allo sportello digitale, sarà il pronto soccorso per fronteggiare le insidie della rete. Siamo in mano a politici che pensano solo a litigare, veneziani scettici sull'eventuale voto cui il Paese potrebbe essere chiamato a esprimersi nel mezzo dell'estate. Anche la sezione ANA di Milano parte alla Volta di Trento per la 90ª adunata nazionale degli alpini, con noi, dice il Presidente, anche tanti giovani. Oltre 1000 bambini questa mattina hanno colorato Piazza San Marco con un gigantesco flash mob con l'obiettivo di promuovere una società inclusiva, partecipe e pacifica. I titoli dell'edizione veneziana di telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari un funzionario dell'Agenzia delle Entrate incastrato dal suo stesso corruttore, un commercialista 63enne di Chioggia che gli rifilava bustarelle in cambio di favori. Arrestato per corruzione un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Il dirigente, di 55 anni, si trova ai domiciliari nella sua casa di Mestre. È accusato di aver percepito diverse bustarelle da un commercialista 63enne di Chioggia per consentirgli di far pagare meno imposte ai suoi clienti in fase di dichiarazione dei redditi, in particolare a un imprenditore del settore ittico sempre di Chioggia. Bustarelle di 8.000 euro per avvisarlo che di lì a breve sarebbe stato soggetto di controlli da parte della finanza e di altri 5.000 euro per ridurre sanzioni a vario titolo, oltre a cene e pranzi pagati sempre in cambio di favori. Nei confronti del 55enne sembra anche essere in corso il provvedimento di licenziamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate. Sono tuttora in corso perquisizioni nell'abitazione e nell'ufficio del funzionario. L'indagine diretta dalla Procura di Venezia costituisce la prosecuzione dell'inchiesta del giugno dell'anno scorso, quando nel 2017 sono stati imputati per corruzione diversi imprenditori, commercialisti e pubblici ufficiali. L'altra faccia del degrado, quella di delinquenti e criminali che popolano le strade di Mestre. Ai nostri microfoni il racconto di un clandestino algerino di 50 anni che di mestiere fa il protettore delle prostitute in zona stazione dei treni. Sono stato abusato, ti giuro la verità, da una persona che lui mi dice che sono innamorato di te, tu devi sposarmi. Mi hai spaccato il braccio per due, un ferro e 6 vite nel mio braccio. Abusato, aggredito e picchiato con una spranga di ferro dal sedicente boss di Via Piave. Chi racconta fa parte dell'altra faccia del degrado, quella dei delinquenti che normalmente restano nell'ombra della zona stazione di Mestre, come questo algerino di 50 anni obbligato con la violenza a gestire il traffico su strada delle schiave del sesso straniere. Lui ordinava alle donne che venivano di Ungheria o Bulgaria, o non lo so di che parte dell'est dell'Europa, e lui mi sta obbligando a fare questo lavoro. Io ho rifiutato, lui sente mancanza di rispetto perché sono qua tanti schiavi. L'algerino è stanco di vivere da criminale, oggi vuole denunciare quanto accade perché, dice, è vittima di una macchina chiamata abbandono in cui è rimasto a sua volta incastrato. Non mi piace questo lavoro. Quante sono le ragazze che lui gestisce? Guarda qua, tanti, lui ogni giorno che arrivano al minimo 10 cinesi. Qui chi è che gestisce il traffico di droga? Guarda, Africani o cinesi? no, i cinesi non hanno. Ragazze costrette a prostituirsi per riscattare i soldi chiesti per restare nel territorio italiano. Un cinese paghi 18.000 euro per fare i documenti. Questi cinesi entrano oggi, domani ci danno l'identità, tutto quanto regolare. L'algerino racconta di essere entrato nel 93 in Italia in modo regolare. Ho lavorato saldatori
dappertutto, del territorio dell'Italia. E ora, dopo 25 anni, si ritrova suo malgrado a vivere da clandestino perché, dice, qualcuno gli avrebbe rubato i documenti e, visti i reati a suo carico, se si presentasse alle forze dell'ordine verrebbe subito espulso dall'Italia. Mi hanno tolto i miei documenti. Io ho Adesso come 25 anni. Adesso come fai a vivere se non hai Io ti giuro, a parte il Caritas, sono il Caritas e la strada, sinceramente, io non sono abituato. La strada ci devi rubare un po' anche. No, io non sono ladro. Con i documenti, conclude, mi hanno tolto anche l'anima. Io vado a mangiare al cappuccini alle ore 11 o alle 6, però dormo sotto il ponte. Restiamo a Mestre, ma ci spostiamo in quartiere Pertini, dove denuncia il comitato di residenti. L'erba è talmente alta che in certi punti arriva a superare i 2 metri. Qui abbiamo l'erba che ormai è diventata, come vedete, 2,5 metri. Ci troviamo in questa condizione, addirittura ci sono dei punti in cui i bambini vengono tenuti fuori. Perché? Perché se vanno dentro non li troviamo più. Noi siamo intervenuti più volte con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, però mi pare che il risultato ancora non si veda. Ci sono alcuni punti dove è stata falciata l'erba, non bene devo dire, perché è già alta 20 centimetri, non è stata portata via. Io capisco che si debba creare anche un minimo di humus, però sono quintali di erba sopra, insomma, non è un lavoro fatto bene. L'erba supera i 2 metri e non siamo in una selva, ma nell'ormai famoso quartiere Pertini a Mestre. Questo bosco tanto decantato, aspettato da 100 anni a Mestre, ci sono rive, ci sono palazzine, steccati caduti, marciti da 25 anni. Cioè, qua bisogna intervenire una cosa sostanziosa. Ho capito che il Comune di Venezia non ha soldi, ci sta già aiutando. E infatti la Giunta Comunale ha approvato 2 progetti definitivi nel quartiere che inizieranno a breve per i lavori di messa in sicurezza in quella che è stata definita la piazzetta della Vergogna e per un nuovo campo da calcio, come chiesto più e più volte dai residenti nei mesi. 320.000 euro per il momento, questo è il primo step. Noi all'amministrazione abbiamo chiesto molto, ma molto di più, perché vogliamo che questo quartiere rinasca. Cyberbullismo e danni da internet. Entro l'anno verrà aperto uno sportello digitale per tutelare chi viene danneggiato dal web. Sarà una sorta di pronto soccorso contro gli abusi di internet. Se mai stato vittima del cyberbullismo o protagonista anche inconsapevole di scambio di immagini a scopo sessuale in internet, il web ti ha mai causato danni, in particolare alla tua persona e alla tua privacy? Questi alcuni degli oltre 2000 quesiti posti agli studenti di oltre 50 istituti del Veneto, progetto regionale rientrante nell'uso responsabile di internet e a tutela di adulti e ragazzi minorenni compresi che navigano quotidianamente. Piano che con il Corecom Veneto e l'Università degli Studi di Padova mira ad aprire entro la fine dell'anno uno sportello digitale rivolto a chiunque per segnalare abusi e danni del web. Un cittadino, un ragazzo, anche un adulto che si senta toccato o appunto in qualche maniera vittima dell'utilizzo improprio di social network o di situazioni appunto che riguardano computer o quant'altro, può rivolgersi per trovare un punto d'ascolto, ma soprattutto chi può indirizzarlo per risolvere il problema. Interventi mirati nelle scuole dal prossimo anno scolastico, con corsi di formazione per insegnanti, genitori e studenti stessi, grazie ai fondi dell'Agicom. Quindi come possiamo intervenire per rimuoverla, a chi dobbiamo rivolgerci, quali sono le operazioni per farlo nel minor tempo possibile. Diciamo che un ente pubblico che ha questa capacità di intervento può essere risolutivo per tante cose, insomma. Dal prossimo 22 maggio i risultati dell'inchiesta con le risposte degli studenti, a giorni la firma del protocollo d'intesa per le azioni di intervento. Siamo in mano a politici che pensano solo a litigare, veneziani scettici su un eventuale voto in piena estate a cui il Paese potrebbe essere chiamato nel caso non venga formato un nuovo governo. Si torna a votare.
a luglio. Ah sì? Davvero? È confermata questa cosa? Sembra che sia confermata. Cosa ne pensi? Un disastro. No, assurdo. È assurdo, davvero. Però andrai a votare? Beh, sicuramente sì. Hai già le idee chiare? No, non più. Ma penso che riproporrò quello che ho votato a marzo. Sì, sì. Penso che tornare al voto con questa legge elettorale, penso che si tornerà al punto iniziale. Siamo rovinati, se tutto va bene. Non penso in modo che sia tanto per la quale andare a votare a luglio. Non ci crediamo più, è una beffa per tutto il popolo italiano. La trovo una presa in giro perché ci sentiamo proprio presi in giro da questi politici che probabilmente guardano troppo gli interessi propri del proprio partito e non guardano gli interessi della gente. La vedo con il caldo, io non sono proprio tanto d'accordo di andare a votare di nuovo. Tornerai a votare quando sarà, se sarà a luglio, se sarà ad agosto? Sì, tornerò sicuramente. In estate la gente va via, quindi il voto è un voto perso, sono dei voti perduti. È lo specchio del paese fondamentalmente, quindi alla fine come siamo noi sono anche loro. Quindi cioè, come non riusciamo a trovare d'accordo, non ci troviamo mai d'accordo per niente e loro sono la stessa cosa. Bisogna un attimo prendersi la responsabilità politica e nostra del paese di migliorarsi, di vedere, di fare qualcosa, anche perché l'Europa c'ha un sacco di appuntamenti importanti che ci aspettano, no? Il primo tra questi appuntamenti? È quello del bilancio, che ci sarà dell'Europa, appunto anche perché se dobbiamo presentare le nostre proposte, i nostri progetti, bisogna farlo per tempo, non aspettare tra 7-8 anni quando ci sarà l'altra opportunità. Il Comune di Venezia torna ad affrontare la questione dei take-away in vista della stagione estiva con l'inevitabile aumento di turisti in città che comprano cibo, lo mangiano dove capita e poi riempiono i cestini. E così la Giunta ha approvato un testo in accordo con la Regione in cui si stabilisce uno stop di 3 anni alle nuove aperture di attività che propongono cibo da asporto e regole ferree per chi già conduce un negozio di questo tipo. Si tratta di un passo avanti che dovrebbe avvicinare le direttive dell'UNESCO. Nello specifico, per i take-away già operanti vigerà l'obbligo di disporre di cestini per i rifiuti all'esterno, nonché raccogliere la spazzatura lasciata al di fuori dei propri negozi. Ma provvedimenti ci saranno anche in materia di igiene, con la probabile unificazione delle regole del centro storico e della terraferma. I provvedimenti igienici quindi potrebbero portare con sé l'obbligo per le varie attività di disporre di un bagno e di avere determinate altezze e dimensioni minime nei locali. Esposti in vetrina animali rigorosamente veri e impagliati, fanno bella mostra di sé tra lo stupore e lo sconcerto di turisti e residenti. Accade a Venezia dietro l'Accademia, in una delle vetrine di Calle dell'Ostreghe. Esposto in vetrina un rarissimo maschio adulto della tigre bianca del Bengala, quindi un esemplare femmina di leonessa coperta con un foulard etnico, forse per restare in tema, vicino ai quali primeggiano in bella vista un'anaconda e rettili africani di vario genere, con lucertole e camaleonti intenti in una improbabile danza erotica. Poco più in là, nella vetrina accanto, la testa mozzata di un maiale decorata con tanto di ennè e appesa alla parete opposta quella di un asino. Non decorazioni né dipinti né statue, sono tutti animali veri e impagliati. Bisogna fare qualcosa, si passa davanti, si resta senza parole. Fate qualcosa, dice questa turista francese. Ça fait quelque chose. Gli esemplari fanno bella mossa di sé a Venezia, lungo una delle vetrine dei negozi del passeggio, appena giù dal ponte di Calle dell'Ostreghe, dietro l'Accademia. Preferisco non commentare, dice questa americana. Animali morti per cause naturali, si legge nel piccolo biglietto esposto in vetrina, sembra a tutela degli stessi e forse anche dell'artista, che con denti e ossa di chissà quale natura ha pure ricomposto irreali scheletri umanoidi, tra lo sconcerto e lo stupore dei tantissimi turisti di passaggio. Credo che non sia una buona idea se la morte degli animali corrisponde al vero, dice quest'altra americana. Did you scare? Si è spaventata, chiediamo. Sì, risponde questa turista, credevo fosse scoppiata una testa come accade nella zucca messa nel forno.
Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali per parlare dell'avvicinamento alla dunata numero 91 degli Alpini che andrà in scena a Trento. Oggi abbiamo incontrato il capogruppo della sezione di Milano che non vede l'ora di partire insieme a tutti gli altri. Siamo prontissimi, abbiamo quasi le macchine già cariche e quindi venerdì mattina presto partiamo e ci dirigeremo verso Trento. Aspettiamo un anno per vivere queste 3-4 giornate tutte assieme con i nostri commilitoni, il nostro gruppo, poi là quando si arriva a Trento si cercano le altre persone appartenenti ad altri gruppi, ad altre esperienze della vita militare, un momento per ritrovarsi un po' tutti, per vivere un po' la famiglia alpina in senso così allargato, perché non si limita all'esperienza del gruppo, della sezione. Manca sempre meno la 91esima donata nazionale degli Alpini a Trento, che quest'anno si svolgerà in concomitanza col centenario della Prima Guerra Mondiale. Quindi andremo a Trento con questo pensiero e con questa intenzione di ricordare i caduti, direi, su tutti i fronti di quell'episodio bellico, che va ricordato più per la fatica, l'impegno delle persone che non per gli esiti. Una sfilata che vedrà la partecipazione anche di molti giovani alpini, a significare la radicalizzazione dell'orgoglio delle penne nere nel nostro territorio. Devo dire che per quanto qui la zona di Venezia non sia una zona di reclutamento prettamente alpino, il nostro gruppo, che supera le 50 unità, è fatto anche di parecchi giovani, ma molto più giovani di me, e che loro si muovono anche in maniera un po' più autonoma rispetto al resto del gruppo, e quindi questi campeggeranno in centro su qualche aiuola improvvisata in centro a Trento. Quindi siamo fortunati perché abbiamo numerosi ragazzi giovani. Ne avevamo parlato anche ieri sera nel nostro telegiornale delle delicate operazioni per la rimozione delle mani di 9 metri in vetroresina di Lorenzo Quinn, che sono state appunto rimosse ieri da Cassagredo a Venezia e poi caricate su una chiatta per il trasporto. Operazioni che avevano attirato l'attenzione e la curiosità di turisti e veneziani, e così anche durante il trasporto lungo il Canal Grande delle due gigantesche mani non sono mancati i saluti in pieno stile veneziano. Sentite. E restiamo in centro storico a Venezia per lo speciale flash mob organizzato questa mattina in piazza San Marco, protagonisti oltre 1000 bambini. Emozione, straordinario, divertentissimo. Oltre 1000 bambini delle scuole primarie hanno riempito piazza San Marco in un gigantesco flash mob diretto da Marinella Senatore, che li ha visti protagonisti. Il progetto Kids Creative Lab, giunto alla 6ª edizione. È stato bellissimo perché con tutti questi bambini abbiamo fatto coreografie, ci siamo divertiti benissimo, tantissimo, e mi è piaciuto tanto. Abbiamo imparato i nostri nomi facendo gesti, per esempio Viola, che è la mia. Poi ci sono tanti altri gesti e poi abbiamo imparato queste coreografie bellissime. I bambini sono stati accompagnati dai loro insegnanti nella preparazione della performance, dove ogni esercizio ha permesso di sperimentare le proprietà semantiche e narrative del gesto, interpretando in maniera creativa alla base della personalità di ognuno, con l'obiettivo di promuovere una società inclusiva, partecipe e pacifica. La piazza la concediamo rarissime volte e soprattutto sempre soltanto per il futuro, e questo è uno degli esempi di cui noi siamo strafelici che sia qui a Venezia. È il luogo più bello di una città che noi vogliamo offrire la cosa più bella che abbiamo, cioè il nostro futuro, i nostri bambini. I bambini devono sentire tutta questa bellezza. Assieme abbiamo un grande dovere etico di dare un futuro a questi bambini nel senso positivo. Dobbiamo trasmettere esempi positivi, dobbiamo raccontargli che
che è per loro e dobbiamo farlo per loro, e per cui se riusciamo a raccontare questo con degli esempi positivi, con dei fatti concreti, ecco, forse siamo più credibili. Appuntamento come sempre stasera con 20 e 10, titolo della puntata: gli imprenditori non aspettano, ovvero le attese degli imprenditori per la formazione del nuovo governo. Se ne parlerà con Luigi Susini e Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, linea ora le previsioni del tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese, anche con qualche piovasco associato, sempre buono altrove. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra 12 e 17 gradi, valori massimi tra 21 e 25 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 25 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi sui 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.